Parti sociali in allarme per il futuro dei lavoratori ACC. Il commissario straordinario di Italia ACC Wanbao, Maurizio Castro, ha infatti avviato, come previsto dalla normativa vigente, la procedura di licenziamento collettivo per le 105 persone ancora dipendenti di ACC. Il prossimo 31 dicembre, infatti, le condizioni che hanno portato alla procedura di licenziamento diventeranno inevitabili. È chiaro che la situazione è ancora preoccupante dal punto di vista occupazionale, sono 104 oggi i lavoratori che ancora non hanno trovato una collocazione, 36 di questi dovrebbero essere assunti da SEST secondo gli impegni sottoscritti in Regione Veneto e quindi attendiamo da SEST la conferma delle assunzioni che dovrebbero avvenire entro la fine dell'anno. Per i restanti 69-70 lavoratori è chiaro che serve un tavolo istituzionale in Regione Veneto. Le parti in campo condividono la necessità di verificare la possibilità di ricorrere ad eventuali misure per fronteggiare le conseguenze della dichiarazione di esuberi e limitarne l'impatto sociale, anche attraverso la convocazione a breve di un tavolo istituzionale presso la Regione Veneto per una conclusiva verifica in merito allo stato di avanzamento degli accordi sottoscritti, con particolare riguardo agli impegni occupazionali in capo al gruppo Luve Sest. Quelli che oggi sono fuori sono per gran parte donne con un'età superiore ai 50 anni e quindi difficilmente ricollocabili, anche se hanno una competenza importante perché hanno lavorato per anni in un'azienda metalmeccanica che aveva una sua capacità, una sua organizzazione, una sua efficienza importante, forse una delle migliori del territorio provinciale.